ci rassegniamo in tutte le cose. Risposta sconsolata per l'ennesima chiusura lungo il Sile, transenne per il ponte che chiude il percorso sull'Isola del Morto, ovvero Villa Pendula, uno dei percorsi più apprezzati dai tanti che ogni giorno vivono questo fiume. Lei viene spesso da queste parti? Non spessissimo, ma spesso. Ecco, il fatto che di là adesso ci sia la passerella chiusa, il ponte chiuso, cosa ne pensa? Che sarebbe ora di metterlo a posto, insomma. Mi sembra che sia stato fatto appunto per la passeggiata e lasciarlo così è un peccato. Cittadini da diversi anni alle prese con chiusure e riaperture. Purtroppo questo passaggio a fasi alterne è stato aperto e chiuso ormai da diverso tempo, direi almeno 5 anni. Almeno per completare il giro della Villa Pendola ci dovrà essere un cartello, sino la messa in sicurezza del ponte che troviamo dall'altra parte. Un lustro di disagi per i quali, al di là della rassegnazione di pochi, ora inizia a montare la protesta di molti, perché dicono non è possibile fare inaugurazioni mentre pochi metri più in là un altro tratto di Greenway cade a pezzi. Si spengono tanti soldi per le bellezze del Sile e tutto quanto, mettiamo a posto questo ponte una volta per tutte e che la gente che gode queste bellezze venga a passare le sabati e domeniche o il mattino a correre, insomma. Quello che fa più rabbia è l'indifferenza dell'ente parco, responsabile della struttura. Quella dovrebbe essere l'invito, la porta sulle passerelle del Sile, ma purtroppo da una parte è triste vedere come è presa e d'altra parte, non essendoci il ponte, la gente gira attorno, almeno avessero messo un cartello con delle indicazioni di poter dare a destra o a sinistra per trovare la via per Jesolo e continuare sulla Greenway.